Ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Oggi lievemente, un orario lievemente slittato dal solito, ma ci ha dato il tempo di approfondire bene il notiziario odierno e la rassegna stampa che vi ha peraltro illustrato come sempre da par suo il nostro Sammy Varin, e ci portiamo dietro una domanda che vogliamo condividere con voi. La domanda più o meno suona così: ma in che diavolo di bolla ideologica, doppiopesista, novecentesca, fuori dal mondo, dalla logica e spesso anche dalla decenza, è intrappolata attualmente la sinistra italiana? Ammesso che ancora si possa definire così quello che di fatto è una sorta di accozzaglia di anime perdute, tenute insieme dalla retorica ultra propal, dall'odio verso l'Occidente e da poco altro. Ma perché ci chiediamo questo? Perché mettiamo in fila alcune delle notizie che trovate sui giornali di stamattina. Ne esce un'immagine non di una compagine alternativa che ha ricette alternative rispetto a quelle della maggioranza di centrodestra sull'economia, il futuro del paese, la visione anche internazionale, una cosa che sarebbe non solo normale ma sana e auspicabile in una democrazia, no? Ma ne esce fuori un'immagine, un incubo, un'immagine avanguardista ma fuori controllo, uno scenario che effettivamente ha poco a che fare con la realtà delle cose e spesso anche della storia. Prima notizia, leggiamo il titolo del giornale: le barricate di PD e alleati, no alle foibe nella legge. Tra l'altro vedete che PD e alleati ormai sono un tutt'uno, cioè ormai la posizione del PD schleiniano, dei rosso-verdi di Fratoianni, Bonelli, Totò e Peppino, del Movimento 5 Stelle dell'avvocato Conte è indistinguibile. E infatti in questo caso erano tutti compatti contro questa bizzarra iniziativa del Consiglio regionale del Lazio, dove la maggioranza di centrodestra ha presentato una proposta di legge per la promozione e valorizzazione dei viaggi della memoria e del ricordo. Un testo nato per mantenere viva la memoria delle grandi tragedie del Novecento e dei passaggi storici che hanno segnato la storia europea e nazionale, rafforzando i valori della libertà, della democrazia e del rifiuto di ogni discriminazione. Cosa diavolo c'è che non va in questa proposta di legge, che doveva passare, come dire, in 22 secondi come un'ovvietà storica, addirittura morale? Attenzione, da nessuna parte in questa mozione viene detto che la tragedia della Shoah è uguale tout court alla tragedia delle foibe, no? Sono due tragedie storiche differenti, anche e non solo, ma anche da un punto di vista purtroppo della quantità dell'orrore. Ma non è il punto, non è l'equiparazione, il punto è il riconoscimento che sono esistite queste tragedie, che rimandano alle due folli e liberticide esperienze totalitarie del Novecento, il nazifascismo e il comunismo, che nel caso delle foibe internò e uccise in quel modo orrendo, scaraventandoli negli inghiottitoi, sì, tantissimi italiani, in nome sì dell'ideologia comunista. E qual è il problema? Per loro signori evidentemente è un problema, perché è stata una levata di scudi. PD, AVS, alleati hanno presentato oltre 100 emendamenti chiedendo di abrogare o sopprimere la parola ricordo, cioè il problema era che il ricordo fosse collegato alla memoria, quindi tenevano a questa distinzione perché non vogliono ammettere che l'esperienza totalitaria ha avuto due volti, uno nero e uno rosso. Ma continuiamo nel campionario surrealista. Sempre il giornale ci dà conto di quelle, forse del controsenso definitivo. La Shoah e Gaza, ecco la memoria usata come trappola contro gli ebrei. Cioè, capite? Cioè, ritorcere il giorno della memoria contro il popolo ebraico, e sì, anche lo stato degli ebrei, è come dire un contorcimento a cui finora non erano arrivati. E tra le notizie che mette in fila questo pezzo sul giornale c'è quella che ha dato in modo giustamente critico Michele Sarfatti, professore universitario a Pisa, ex direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, che ha dato conto di questo incontro
all'interno dell'ambito degli eventi per il giorno della memoria, organizzato dall'Università di Verona con la collaborazione del Comune di Verona. Sapete, a guida centrosinistra c'è Damiano Tommasi, che era un onesto centrocampista, diciamo, della Roma. L'incontro si chiama Gaza e il conflitto palestinese ed è mirato a ripensare il racconto e la didattica della Shoah, dice il giornale. No, come, in che senso ripensare il racconto della Shoah? In base a una lettura legittima, ma speriamo che contestabile, di quello che va in scena a Gaza in Medio Oriente, bisogna ripensare il racconto della Shoah. Quindi bisogna usare la guerra in Medio Oriente, che è stata tra lo Stato degli ebrei e una banda terrorista nazi-islamica, che nei suoi incontri fa lo stesso saluto che facevano i carnefici di allora, il saluto nazista. Ebbene, bisogna ripensare la tragedia in nome di questa paturnia dell'attualità di lor signori. È veramente il punto di non ritorno. Se vogliamo virarla su un aspetto più divertente, c'è poi non so se sapete, ma c'è una nuova Madonna Pellegrina delle truppe progressiste che fa una concorrenza spietata a Francesca Albanese, che in questi giorni è dal fronte delle sinistre di qui sopra portata in pellegrinaggio per Roma ad ogni evento, conferenza stampa, convegno, aperitivo probabilmente. Lei si chiama Favda Barghouti, è la moglie di Marwan Barghouti, che ricordiamo è detenuto in un carcere israeliano con 5 condanne all'ergastolo come mandante delle azioni della Brigata dei Martiri di Al-Aqsa, tra cui attentati e suicidi contro obiettivi militari e civili. Ebbene, questa signora che la Vulgata ci propina come la moglie del Nelson Mandela palestinese, in 3 giorni ha partecipato a non so quanti eventi, ma eventi irrilevanti anche dal punto di vista istituzionale. È stata audita al Comitato Permanente sui diritti umani della Camera, presieduto dall'onorevole Boldrini, dopodiché ha partecipato a un evento di Al Fatah Italia, chiaramente presso il gruppo PD alla Camera, è stata intervistata dal Fatto, dal TG3. Insomma, a Roma, se voi girate per le strade in questi giorni, vi imbattete sicuramente nella moglie di Barghouti, che ha una lettura lievemente sbilanciata, diciamo, di quello che accade in Medio Oriente, che il marito non è di Hamas, ma la signora non cita mai l'elemento Hamas, no? Nelle sue diagnosi su quello che accade in quelle terre, e non ci sembra secondario. Morale, ci sarebbero altre notizie, diciamo, di analogo delirio, non vogliamo tediarvi. La domanda è che queste notizie, che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate veramente folli, frutto di uno scherzo macabro in alcuni casi, sono seriamente l'alfabeto di coloro che si presentano come progressisti. Capite che con tutti i limiti, le imperfezioni, le anche iniziative o non iniziative contestabili del governo di centrodestra, meno male che c'è, perché pensate cosa succederebbe con lor signori al comando del paese. Grazie a tutti, sono sfiancato da questo campionario di